Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, primo Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, voi da casa potete interagire con noi telefonando, vedete il numero di sovraimpressione oppure mandando i messaggi, noi cercheremo di accontentarvi e di rispondere a tutte le domande che voi farete inerenti appunto a questo dramma che stiamo vivendo in Italia e in tutto il mondo, cercando, come abbiamo messo come titolo, di non abbassare la guardia perché davvero è ancora un momento molto delicato, ne parleremo in questa trasmissione con molti collegamenti con personaggi molto importanti qui in studio, quindi seguiteci. Inizio a presentare Monsignor Giovanni Brugegan, delegato vescovile all'ecumenismo della diocesi di Padova. Buonasera. Buonasera. Saluto la dottoressa Stefania Cestaro, medico di base, buonasera. Buonasera. Ed è un piacere avere anche Andrea Pennacchi, attore, buonasera. Buonasera. Grazie a tutti e tre di essere venuti, di essere intervenuti in questa trasmissione. Saluto anche Elisabetta Corazzi in redazione, buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa. Ricordo che potete partecipare attivamente alla trasmissione se ci telefonate allo 049 80 777 53 oppure potete mettervi in contatto con noi con l'SMS, il numero 345 3341 171. Bene, saluto anche Dennis dalla redazione 2, buonasera Dennis. Buonasera anche a te Giorgio e agli ospiti in studio, così come i telespettatori che ci seguono da casa. Cominciamo subito Giorgio con i dati di giornata, perché nel giorno in cui purtroppo sia la Spagna che New York fanno registrare il record negativo di decessi, la fotografia del nostro paese è questa. Casi totali dello scoppio della pandemia 139.422, malati 95.262 più 1.195, vedete un dato molto alto quello dei malati riscontrati in un giorno, questo perché è aumentato esponenzialmente il numero di tamponi nel corso dell'ultima giornata, quindi per questo il dato è quello che vedete. Record però anche di guariti, solo nell'ultimo giorno 2099, che in totale fa salire il dato a 26.491, e pensate che negli ultimi 10 giorni, ha detto Borrelli, sono stati dichiarati guariti la metà del totale, e i deceduti sono 17.769. Il dato positivo è che il dato giornaliero sui deceduti continua a diminuire. Ieri eravamo sopra i 600, oggi siamo a 542. Andiamo Giorgio anche a vedere i dati relativi al nostro territorio, quindi dati del Veneto, con 12.622 casi totali, 10.299 malati, 1.528 ricoverati in area non critica. Vedete, fortunatamente cominciano a scendere, siamo a meno 26, così come calano i ricoverati in terapia intensiva, sono 277, 8 in meno rispetto a questa mattina, i dimessi 1415 per un totale di 66 in più rispetto a questa mattina, e sono 14 in più purtroppo anche i deceduti, che fanno salire il dato totale a 750. Sempre numeri impressionanti. Va bene, adesso ne parleremo, perché prima, ricordate, la settimana scorsa il senatore questore Antonio De Poli aveva presentato un decreto in Parlamento. Ovviamente questo decreto non è stato approvato, però oggi invece è stato approvato un ordine del giorno sottoscritto proprio dal senatore Antonio De Poli, che dia una mano alle televisioni e alle radio locali. Perché abbiamo fatto questo? Perché credo e crediamo tutti noi che le televisioni, indipendentemente da quale emittente radiofonico televisiva sia, ovviamente si impegnano giornalmente a dare le notizie inerenti a questo maledetto virus. Giorno e notte, noi ci saremo anche il giorno di Pasqua, Pasquetta, quindi lavoreremo assiduamente tutta la redazione per comunicare ovviamente ai telespettatori, a chi vive nel nostro territorio, tutto quello che accade. Ecco, io credo che ovviamente, visto che sono sempre state maltrattate le televisioni locali, a discapito ovviamente delle nazionali, che io non reputo giusto, come meno al mio modesto pensiero credo sia giusto seguire le nazionali, ma anche le locali, perché danno un impegno di formazione davvero notevole. E appunto il senatore Antonio De Poli ha presentato oggi un impegno da parte del governo. Dovremmo avere collegato proprio il senatore, vediamo se riusciamo a vederlo. Eccolo qui, buonasera senatore Antonio De Poli, grazie come sempre.
Allora, i telespettatori. vuole raccontarci un po' com'è andata oggi? Perché so che lei ha fatto un'altra cosa, prima per le televisioni e poi anche per la città di Padova. Andiamo con ordine. Sì, il governo non ci ha permesso di approvare nessun emendamento cosiddetto oneroso, nel senso dove c'erano all'interno delle risorse che doveva sborsare, proprio per questo motivo li ha bocciati tutti, però sono riuscito ad avere un impegno diretto del governo con l'approvazione dell'ordine del giorno verso da una parte le TV e le radio locali, poi anche rispetto alla città di Padova con la Camera di Commercio, ma tutta la filiera produttiva della provincia di Padova. Quindi da una parte l'impegno, come diceva qualche secondo fa, proprio sulle TV locali. Le TV locali che stanno facendo un'informazione importante e fondamentale all'interno dei nostri territori, giorno per giorno, in questo momento di crisi, ma vorrei dire anche normalmente per quello che succede all'interno delle nostre città, dei nostri piccoli comuni e quello che normalmente viviamo tutti i giorni, oggi più che mai. Quindi abbiamo questo ordine del giorno, abbiamo impegnato il governo a stanziare in maniera urgente risorse aggiuntive appunto al fondo del pluralismo dell'informazione proprio per le radio e TV locali, questo proprio per dare una possibilità di poter reggere nel nostro territorio, reggere a livello territoriale. Ecco, mi sembra sia un impegno locale. Mi sembra che poi sia un impegno, insomma, anche con questo scritto che il governo dovrà impegnarsi, insomma, a dare una mano all'emittente. Lo talloniamo, no? Come si suol dire, lo prendiamo qui, proprio in maniera tale che cerchiamo di dare, che se è un impegno vero e concreto lo andiamo a verificare proprio nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nei mesi, proprio perché credo che sia una cosa fondamentale per tutti noi, per tutti i nostri cittadini, per l'informazione e la democrazia. E questo... oltre a questo è stato sempre con lo stesso obiettivo, l'emendamento appunto non ce l'hanno approvato, ma siamo riusciti a farci approvare anche per Padova, per la sua provincia e per la gestione attraverso la Camera di Commercio proprio un intervento strategico per tutte le nostre imprese che in questo momento sono in netta difficoltà, a partire dal turismo. Poi pensato a tutto l'aspetto delle terme urbane, all'artigianato, all'agricoltura, al commercio, all'industria, quindi tutte quelle che sono le nostre piccole grandi aziende dei nostri territori, senza dimenticare chiaramente il problema sanitario, e quindi va ancora una volta il nostro applauso a tutta la sanità, a tutti gli operatori, ai medici, agli operatori, ai volontari che ci stanno dando una mano. Ecco, sono degli obiettivi che ci siamo posti, mi sono posto e abbiamo portato a casa qualcosa rispetto al fatto che ci hanno bocciato tutti gli emendamenti di qualsiasi tipo, perché domani metteranno la fiducia, il che significa che non c'è nessuna possibilità di poter interloquire rispetto a una manovra già definita, già programmata. Ecco, questo è l'impegno con questi ordini del giorno, proprio per cercare di dare un'attenzione e un sostegno, in primis, come si diceva prima, alle TV locali, quindi all'informazione locale, a quello che stiamo facendo anche noi in questo momento, e anche agli ospiti che sono in studio, che chiaramente saluto ancora una volta, e altrettanto per invece l'altro aspetto per tutta la nostra città e la nostra provincia attraverso la Camera di Commercio, tutte le nostre aziende di tutti i settori che ne hanno un grande bisogno in questo momento. Ecco, e chiaramente conseguenza i cittadini e i lavoratori. Ecco, ovviamente ringraziato da parte ovviamente delle emittenti, lo faccio a nome di tutti perché presumo sia una cosa molto gradita e anche che servirà a mantenere appunto questa informazione locale. Le faccio una domanda che poi ovviamente tratteremo in questa trasmissione: cosa ne pensa il senatore De Poli? Le spiego, il tema della serata è questo: praticamente il governo ha stanziato 400 miliardi, uno si riempie la bocca, lunedì appena abbiamo saputo la notizia, però il governo si è impegnato in maniera importante, forse la manovra, anzi senza forse la manovra più importante
importante, c'è un passaggio però che tutti mi chiedono e nella giornata di oggi mi hanno chiesto, perché purtroppo ci sono di mezzo le banche e guarda caso le banche non sono ben viste né dall'operaio né dal piccolo imprenditore né dal grosso imprenditore, è un male necessario, usiamo questo termine improprio. Ecco, il governo ha detto noi daremo questi soldi, siamo garanti dei soldi che daremo, le banche devono darle urgentemente e rapidamente, ovviamente dopo che la notifica verrà messa nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere dati rapidamente agli imprenditori e piccoli e medi. Sarà così, ma oggi su Sole 24 Ore c'è un articolo che non era tanto di questo genere e il Sole 24 Ore è un giornale molto attendibile da un punto di vista economico. Lei come ha recepito? Che le banche li daranno oppure cominceranno a chiedere 1000 cartacce, 1000 problematiche, 1000 garanzie, viene tua mamma, tuo nonno, voglio vedere cos'hai e comincia quella confusione che poi potrebbe creare qualcosa di non simpatico? Noi, guardi, come opposizione abbiamo chiesto degli aiuti diretti alle imprese, direttamente, senza nessun contesto di burocrazia. E chi sbaglia o chi ruba in questo momento deve pagare. Non possiamo pensare di mettere in mezzo burocrazia perché corriamo il rischio di perdere mesi e mesi dove oggi c'è un bisogno immediato di avere una liquidità, di avere immediatamente le risorse per far ripartire le nostre aziende e per far lavorare la nostra gente e per dare la possibilità alle nostre famiglie di poter vivere, anche e soprattutto quelle che ne hanno più bisogno. Credo che questo sia uno dei grandi temi che oggi... Sì, senatore, ma cosa succederà? Ma cosa succederà in maniera povera? Io capisco, tutti siamo d'accordo, ma la banca creerà un problema burocratico nel dare questi soldi che sono garantiti dallo Stato e dovrebbe darli sotto i 25.000 euro rapidamente, uso questo termine, oppure troveremo le file con carte cartacee mesi e mesi prima che arrivino? Questa è la domanda che io vorrei da voi politici una risposta. Io sono dell'idea che, spero di sbagliarmi chiaramente, però io sono dell'idea che oggi purtroppo il passaggio con le banche non ci dà una liquidità diretta di cui abbiamo bisogno. E credo che questo sia un fattore di burocrazia e quindi non di dare immediatamente le risorse ai nostri imprenditori. Questo è il mio pensiero, l'ho ribadito anche in tutta una serie di interventi fatti con chiaramente la richiesta di dare queste risorse immediatamente, direttamente alle aziende e non di passare attraverso le banche o di altre situazioni. Però mi scusi De Poli, ma lo sa la politica... l'Italia di andare dove ecco, ma lo sa la politica che se sarà come dice lei, mi auguro di no, no, sarà come dice lei, come presume... Ho detto che io mi auguro di no perché... Ecco, succede un bel disastro, io penso, credo, perché davvero questa volta il popolo è unito e non è un popolo lì che attende già, lo Stato era in difficoltà dopo questa cosa ancora di più nella produzione, credo che davvero il futuro, se sarà come dice lei, mi auguro di no, davanti alle banche vedremo tante belle persone. Condivido le sue preoccupazioni e quelle di migliaia e migliaia di cittadini, speriamo che questo non avvenga, che una volta ogni tanto che questo non avvenga. Era meglio se riuscivamo a darli immediatamente come hanno fatto in altri stati tipo la Germania o altri dove hanno dato direttamente le risorse ai nostri imprenditori e alle nostre famiglie per poterli aiutare, perché così c'era un'indicazione diretta e chi sbaglia paga. Non possiamo pensare di fare altri giri di questo genere. Questo è il mio pensiero, l'ho ribadito, ma purtroppo per alcuni aspetti non è stato ascoltato. Grazie senatore, grazie, buon lavoro, grazie. Andrea Pennacchi cosa pensa? Poi ne parleremo perché avremo ovviamente un economista, quindi cercheremo di capire. Però credo sia un problema al di là di tutto grave, cioè se lo Stato dice, io mi domando anche Don Giovanni Busolano, chiedo a tutti voi, do dei soldi, il Premier dice, do dei soldi alle aziende tramite le banche, garante lo Stato e devono darli rapidamente. Fa questa comunicazione ufficiale. T'accorgi poi il giorno dopo, il giorno ancora, quando inizia a studiare bene la storia, che comincia a essere più complicato perché di mezzo ci sono queste benedette banche che le banche le conosciamo tutti, come dicevo prima, non sono ben viste né da una parte politica né dall'altra né da nessuno, in parole povere, perché ne hanno fatti tutti i colori. E quindi...
Io purtroppo frequento poco le banche, diciamo, facendo un mestiere che non ti permette di avere molto a che fare con le banche. Vabbè, ma il pensiero del cittadino italiano ce l'avrà. Cioè, ovvio che la mia preoccupazione è la stessa di quella espressa dall'onorevole, nel senso, ovviamente più lunga è la catena, più c'è il rischio che si perda tempo in un momento in cui non si può perdere tempo, quindi io spero che non sia così, io spero che ovviamente le cose vadano meglio, tanto più perché anche noi... Non le viene qualche dubbio? No, beh, ovvio, dubbi, io ci campo sul fatto di far satira, per cui certo, diciamo, sì. Dubbi me ne vengono anche troppi, però è ovvio che bisogna distinguere, no, tra quello che mi trovo a pensare e a scrivere, diciamo come satiro, e quello che come cittadino spero. Io comunque voglio sperare che si esca rafforzati nella fiducia. Non da satiro, da cittadino, sì. Così ad occhio e croce, che sensazione ha? Dopo questo decreto che è stato fatto, tramite tutto quello che abbiamo già detto in parole povere, che passerà attraverso... Lei che sensazione ha? Che sarà la solita burocrazia, che saranno i soliti... Ha una sensazione... Diciamo che il sospetto è che sì, nel senso non abbiamo mai avuto una prova del contrario. Speriamo che stavolta ci sia la prova contraria, diciamo, che finalmente veniamo stupiti. Don Giovanni Brusagan, Monsignor Giovanni Brusagan. Non sono all'altezza per questo. No, però cosa ne pensi, insomma? Io penso che il modo in cui il governo sta contrapponendosi alla leadership olandese e tedesca mi dice che c'è una volontà, almeno così da spettatore, nuova rispetto a come ci eravamo mossi soprattutto in passato, e penso che analogicamente la cosa debba essere anche per il resto, cioè non si può scherzare a livello internazionale se poi poniamo dei filtri così onerosi, burocraticamente bizantineggianti qui da noi. Per cui la mia speranza è: diamo un po' di credito e qualora non avvenisse, interveniamo in un modo adeguato. Sì, ma Monsignor, io sono abituato, ci conosciamo da molto tempo, Don Giovanni, dunque le dico Don, ma è Monsignor Giovanni Brusagan, però al di là di tutto oggi una situazione anomala, una situazione È per questo che io credo che non si possa scherzare. Sa, per oggi un articolo sul 24 Ore dava un segnale che ci sono degli interessi, che bisogna fare un certo tipo di burocrazia, prima che ti consegno questi soldi che c'era stato detto che invece verranno dati rapidamente perché garante è lo Stato. Certo. Allora uno viene... Combatteremo perché sia così. Combatteremo così. Vabbè, staremo. Cosa ne pensa lei, dottoressa? Io posso estrapolarlo a quelle che sono, ad esempio, gli stanziamenti per la medicina generale. Io faccio il medico di medicina generale. C'è stata una posizione presa proprio ieri dal nostro rappresentante perché nel bilancio dello Stato non si è saputo, la Ragioneria di Stato non ha saputo quantificare come mettere i soldi per i nostri dispositivi di protezione adesso che i pazienti verranno dimessi e che saremo chiamati a prenderci carico di questi pazienti. Ovviamente non puoi andare a casa di un paziente malato così. C'è un costo per mettere a disposizione degli infermieri. No, ma io dicevo allora le sto dicendo che il tutto si è inchiodato alla burocrazia, cioè dice alla ragioneria, quindi i soldi ci sono ma non si sa come usarli, quindi penso che questa difficoltà di elargire il denaro che è stato stanziato la tasteremo tutti, cioè chi deve avere, le imprese che dovranno avere, avrebbero dovuto avere i soldi direttamente, così tutti... No, staremo a vedere perché deve io ancora spero arrivare. Di no, è questione di giorni. Che il buon questione senso... di giorni, ragione, certo. Monsignor Brusagan, dunque è questione di giorni. Abbiamo collegato una vecchia conoscenza del nostro territorio che è Luca Coletto, che è assessore alla salute della Regione Umbria, ovviamente fino a poco tempo fa era assessore della Regione Veneto e ovviamente poi è andato a Roma a lavorare in Ministero e adesso è senatore. Buonasera Luca Coletto. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Lo rivedo sempre con molto piacere, anche se tanto che non lo vedo, è andato lontano dal Veneto. Ha fatto un giro lungo per arrivare in Umbria passando da Roma, ma ecco. Rimango veneto comunque. Assolutamente sì. Coletto, allora, la prima domanda, la Regione Umbria come sta andando sotto un profilo coronavirus, sotto un profilo appunto di infettati, la situazione insomma in quella regione, visto che lavora lì? Guardi, noi stiamo andando abbastanza bene, sono in casi ricoverati in terapia intensiva,
sono in calo anche gli infetti e abbiamo uno strano record, se così vogliamo dire. Siamo gli ultimi per quanto riguarda il tasso di letalità. Rispetto agli infetti, il tasso di deceduti è il più basso in assoluto a livello nazionale. Senta Luca Coletto, a giorni si parla, verrà fuori il decreto, domani dopodomani, ovviamente ne stanno parlando in tutte le televisioni, in tutti i personaggi, ovviamente la scelta soprattutto verrà presa molto probabilmente, mi sembra di capire, dagli scienziati, dove gli scienziati dicono, ok, per noi, i virologi dicono tutti, per noi non si dovrebbe mai aprire finché non c'è il vaccino, questo è chiaro il pensiero, però c'è anche una vita normale, una vita di lavoro, una vita di produrre, una vita di guadagnare. Ecco, lei come vede il futuro? Non le chiedo date perché ovviamente saranno ancora lunghe, però come vedi il futuro per uscire da questa situazione ancora drammatica? Ma guardi, secondo me noi dobbiamo già progettare in questa fase, siamo già in ritardo anzi se partiamo adesso a progettare il futuro del dopo coronavirus, parte per acuti. Io credo che noi ci dobbiamo attivare per far ripartire le aziende, le imprese, ma farle ripartire in sicurezza. Abbiamo la possibilità di mettere in campo dei test rapidi, molecolari ovviamente piuttosto che sierologici, li stiamo testando e a breve li attiveremo e li potremo portare nelle aziende per farle ripartire nella massima sicurezza possibile. Questo è il primo passaggio, ma prima ancora serve, sentivo prima la dottoressa che si lamentava, e giustamente, perché il Ministero non ha fatto passare quell'emendamento che garantiva i DPI, i dispositivi di protezione in medicina generale. Quello che è successo è assolutamente da condannare. Io credo che sia in Veneto, io sicuramente in Umbria, ma anche in Veneto i DPI sono stati distribuiti in medicina generale ed è giusto che sia così, perché sono persone che rischiano la propria vita per assistere i pazienti in un momento molto difficile, particolare. Non stiamo parlando di una semplice epidemia influenzale, ma di una pandemia, che è cosa ben diversa, che ci porteremo avanti per parecchio tempo e credo che saremo costretti a diluire nel tempo i vari DP, i dispositivi, tutta la gente, tutte le persone, tutti i cittadini dovranno usare a garanzia propria e a garanzia degli altri, proprio per evitare che questa pandemia, che ha fatto morire tantissime persone, spesso e volentieri si usa come giustificazione, ma erano anziani, avevano un sacco di comorbidità e quant'altro. È un approccio sbagliato, sono vite che sono mancate. Ed è per questo che noi, nel rispetto della vita e nel rispetto del nostro prossimo, dobbiamo usare questi dispositivi nel prossimo futuro, non vi so dire per quanto, ma sicuramente per far ripartire e per evitare un'ulteriore pandemia che può essere addirittura peggiore di questa legata alla patologia, che è quella economica, che creerà un sacco di povertà, che creerà disagi dal punto di vista sociale. Ecco, però Coletto, è tutto vero, io sento ovviamente tanti ragionamenti da parte di politici, creerà una pandemia economica, è tutto giusto, è tutto vero, però delle volte faccio un ragionamento fra me e me, è ovvio che bisogna valutare le cose assieme, cioè far sì che la pandemia termini e nello stesso tempo non entri in campo la pandemia economica. Però la vita è più importante di quella economica, perché se salviamo la vita di tutti, poi sarà un anno faticoso, 2 anni faticosi, ma poi stiamo tutti bene e potremo riprendere. Se invece noi vogliamo guardare più il denaro come lo sta facendo tutto il mondo, potrebbe succedere quello che non vorrei succedesse, o sto esagerando in questo ragionamento? Infatti non è un caso che io le abbia detto attenzione. È giusto far ripartire le aziende, ma innanzitutto facciamo i test, facciamo i tamponi agli operatori e ai lavoratori prima di entrare in azienda, proprio perché dobbiamo evitare che attraverso, tra virgolette, una sorta di obbligo di riprendere a lavorare proprio per evitare la pandemia economica, ci sia un ulteriore picco della pandemia vera e propria, di quella che è una patologia che si chiama coronavirus, che ha provocato tantissime morti, che io ritengo comunque sia, anche se anziani, anche se con un sacco di mobilità, vite che sono mancate. Quindi sì, giusto far ripartire l'economia, ma innanzitutto la protezione dei lavoratori. Quindi i tamponi, i test rapidi devono essere fatti prima che questi lavoratori accedano alle aziende
aziende che devono vivere, ma devono anche permettere di vivere. Perfetto, grazie Luca Coletto, grazie. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Andrea Pennacchi e Monsignor Brusegan. Allora, il concetto è molto semplice. Allora, un imprenditore, tu parli con un imprenditore che ha un'azienda, dice: Giorgio, io domani devo pagare l'IVA, le tasse, ovviamente devo lavorare, e sotto un certo profilo ha perfettamente ragione. Dall'altro c'è un problema sanitario dove gli scienziati dicono: attenzione, che se domani riprendiamo tutti a una vita comune, c'è un rischio che ritorni questa pandemia in maniera più prepotente, perché credo che ancora al giorno d'oggi si debba ben capire cos'è questo virus che ha, e quando lo capiranno molto probabilmente risolveranno il problema. Come si può, secondo lei, Pennacchi, coniugare le due cose e poter risolvere questo problema che a parole è facile, nei fatti è un po' più complicato? Esatto. La ringrazio per la fiducia, perché io in realtà non ho nessun tipo di ricetta, anch'io come tutti credo sto seguendo estremamente preoccupato. Non sembra, ma il nostro settore, il mio settore, è una fetta economica che ha una sua sostanza, e tutti noi stiamo ovviamente scalpitando per tornare a lavorare, perché soprattutto chi lavora nell'ambito dello spettacolo ha pochissime tutele. Una volta almeno aveva... L'altra sera, mi scusi, avevamo Reda Canzia, ha detto che lui qui ad agosto vuole fare un concerto a Treviso, perché lui è di Treviso, a Venezia e a Padova. Proprio lui vuole cantare, ha detto, l'altra sera proprio in trasmissione era qui da noi. Lo capisco, cioè, nel senso, al di là, oltre al lato economico, c'è anche il fatto che, ad esempio, noi vogliamo andare su un palco perché è la nostra vita, però è ovvio che non lo possiamo fare mettendo a rischio la vita degli altri. Ad esempio, penso a un teatro pieno è proprio perfetto per la trasmissione del virus, e quindi è ovvio che bisogna andare con i piedi di piombo, non possiamo pensare che in questo caso, io sono d'accordo col fatto che non si può pensare che l'economia venga prima della salute. Io a volte, appunto, come personaggio scherzo su queste cose, ma sulla morte e su il modo in cui stanno succedendo queste morti, non ho voglia di scherzare, non ho voglia. Io stavo pensando, scusate se metto una cosa di personale, però ho perso da poco mia madre e mi sono trovato a pensare: guarda, meno male che è morta prima della grande pandemia, perché almeno ho potuto accompagnarla, avere quel minimo di conforto che puoi avere dai rituali che ti permettono di accompagnare i tuoi cari fino alla fine, fino all'ultimo passo del percorso in vita, diciamo. Penso a tutti quelli che non hanno potuto averli, anche solo quello, non è solo la morte, è anche proprio ondate di dolore, certo. Come ne usciremo da questa cosa qui? Poi sa, gli artisti, il viola non è un colore prediletto, no? No. E fra l'altro è inerente proprio, non so se lei conosce la storia inerente a questo periodo, perché il viola è il colore della Quaresima, e quel periodo lì, tanti anni fa, non permettevano agli artisti di fare spettacoli, quindi erano tutti arrabbiati con la Chiesa. Già era un periodo in cui non avevamo dei bei rapporti. Invece adesso è un po' diverso. Invece cosa pensa sul ragionamento che ha fatto prima Monsignor Brusegan? Ma credo che sia un evento talmente inedito che è sbagliato non solo avere fretta, ma non concedere anche il dubbio sulle tempistiche, e capendo anche il crinale difficile del rapporto tra economia e vita e salute. Però io vorrei dire, ci domandiamo se per caso non stiamo applicando al futuro delle categorie, dei modelli di vita che sono stati l'infezione del virus, che hanno provocato il virus e che sono contaminati dal virus. Cioè, io credo che bisogna avere anche una pazienza all'interno di questo problema da risolvere nella tempistica più adeguata, rispettosa di l'uno e l'altro. Credo che il problema sia proprio questo. Ma dove stiamo andando? Ci rendiamo conto se siamo quelli di prima? Ci rendiamo conto se i giovani hanno quella speranza, quella fiducia? Se c'è una società che ha fiducia nella libertà e nel futuro,
oppure che ha bisogno di controllori, di leader potenti. Oppure, Monsignor Bruzzicale, faccio la terza ipotesi, che il mondo abbia detto, signori, guardate che sono io in dialetto veneto il paronde a terra, voi siete in affitto qui, non siete voi i padroni, mi avete rotto le scatole, mi avete sfruttato, avete fatto quello che avete voluto, adesso io mondo decido io quello che si deve fare, visto che voi non l'avete fatto. Sto esagerando come concetto, ma ci può stare? Una volta questo mondo, e già questo si chiama secolarizzazione, avrebbe avuto il nome di Dio, quindi una lettura sacrale della faccenda che grazie ai progressi e alle letture più adeguate, scientifiche, abbiamo capito che non è l'autore di questo male. Però certamente abbiamo riscoperto una sinergia cosmica per cui l'uomo deve riscoprire e accettare, non subire, ma capire che è uno dei soggetti all'interno dello scenario esistenziale. Cioè la natura, con tutti i suoi soggetti, ha anche l'uomo. L'uomo ha straripato, esabondato, ha manipolato a tal punto che veramente ha creato le condizioni perché ci sia una ribellione cosmica. Quindi in questo senso non c'è una mente, direi così, ma c'è certamente una verità, una fattualità. Va bene, poi ne parleremo ancora perché ho la pubblicità della regia, mi sta chiamando urgentemente alla pubblicità. Noi andiamo a pubblicità, tra poco rimanete con noi. Ovviamente